Amici Bellini, è notte, quindi facciamo silenzio. Però amici Gollini, mi verrebbe da dire, perché è ufficiale. E quindi questo scambio adesso lo dobbiamo analizzare nel dettaglio. Ne abbiamo già parlato, però mi viene un'altra riflessione che voglio fare con voi. Cominciamo. Allora, amici miei, Alessandro Borgato, benvenuto sul canale, come tutti i nuovi iscritti. Mi è piaciuto il video di ieri, sì, non so se è stata più bella la copertina, ci ho messo più tempo a fare la copertina in realtà che non il video stesso, perché poi il video scorre come scorrono i messaggi e come scorrono i vostri like per una stagione straordinaria che ci sta facendo godere e divertire, godere di tantissime del percorso, ci godiamo il percorso. Allora, abbiamo visto l'ufficialità di Gollini, lo abbiamo visto firmare, lo abbiamo sentito cantare, perché a quanto pare, cosa che non era nota ai più, è un trapper, mamma mia. E fatemi stendere un velo pietosissimo sulla questione, perché io sono musicista e proprio nei riguardi di questo particolare genere musicale ho le mie riserve. Ecco che ritorna il cavaliere di prima, senza cavallo, ma perché ecco perché parlo di riserve. Riserva è Gollini, ma serve di nuovo, perché serviva di nuovo un vice Meret. Quindi tutto torna, tutto qua. Dovete lasciare like per questo ragionamento astruso, astriso, astratto. Non voglio parlare, però per Gollini ha senso, no? Per Gollini ha senso lasciare il posto di secondo alla Fiorentina, dove fa un campionato, dove non fa nemmeno un campionato anonimo, dove non lottano praticamente per niente, perché non è una sorella. Non mettiamo la Fiorentina nelle sorelle, pure le sorelle sono sempre state tre. Quest'anno si stanno facendo fuori tra di loro, ognuna per dei conti, e il Napoli è rimasto figlio unico. Ed è giusto quello che dite nei commenti, lo abbiamo fatto questa riflessione. Quindi per Gollini ha senso, per Sirigu ha meno senso. Cioè, quando sei venuto a Napoli ti aspettavi di giocare di più, almeno ti aspettavi la Coppa Italia, probabilmente c'è stato qualcosa che non ha funzionato con l'allenatore, non credo con l'ambiente, non credo con i giocatori, però se non ha giocato nemmeno in Coppa Italia probabilmente ci sarà rimasto male. Non so se gli accordi erano questi, oppure non so se lui magari ha accettato, perché vabbè, tanto non gioco qua, non gioco neanche là, la mia porti un bacione a Firenze, e quindi la sua situazione è quella che è. Però una riflessione va fatta, perché è l'allenatore che poi alla fine decide certe gerarchie. Serviva una presenza non ingombrante a Meret, e Meret ha fatto effettivamente quello che ci aspettavamo e quello che ci auguravamo, cioè un buon inizio, ha preso fiducia, ha fatto le parate importanti, titolare inamovibile, riguadagna valore quando quest'estate non lo voleva nemmeno lo Spezia, e dobbiamo ricordarci bene. E adesso invece si parla di Tottenham, si parla di Premier League e si parla di un portiere che è in scadenza nel 2024, perché il rinnovo a Meret, di cui si è parlato tantissimo, è stato fatto solamente di un anno, un'estensione di un anno, praticamente per non perderlo a zero, in un anno in cui il Napoli, se non dovesse vincere lo scudetto, comunque finisce in Champions League, il che significa offerte, perché sappiamo, Spalletti ce l'ha raccontata bene, se non va in Champions League le offerte non arrivano, e infatti noi possiamo vedere con un Amrabat non proprio tattico. Ecco, se facciamo un Amrabat tattico sappiamo che c'è già la rassegna stampa, perché voglio parlarvi di questa cosa di Kim, e perché è tutto collegato, ragazzi, è assolutamente tutto collegato. Ma con un full big screen noi possiamo vedere nei dettagli della rosa i giocatori in scadenza. Ovviamente Ostigard non lo porta, ma Ostigard non c'è il contratto, ma è tranquillo, ci sta, forse perché preso con 5 milioni prestito, diritto di riscatto, insomma su Ostigard non abbiamo problemi. E Juan Jesus che è in scadenza e in teoria potrebbe già firmare per qualcuno. Ora è chiaro che Juan Jesus non ha intenzione di firmare, si sta godendo Napoli ed è un leader di questa squadra, però secondo me la riflessione che sta facendo anche la società, a parte l'età di Juan Jesus, e se Juan Jesus ha giocato pochissimo nei primi anni, negli ultimi anni, quelli là con la Roma, addirittura proprio mai toccato il campo,
e con Spalletti invece risulta un uomo affidabile, allora la chiave è l'allenatore. Tutte le riflessioni che sicuramente starà facendo la società anche su Lobotka che con Gattuso non funzionava, con un Lozano che invece funzionava di più con Gattuso, Demme funzionava con Gattuso ma non funziona con Spalletti. Allora la presenza dell'allenatore, chi è l'allenatore, diventa fondamentale. Non ti puoi fare i debiti con la bocca, nel senso programmare troppo a lungo se non sai che Spalletti sarà il tuo allenatore a lungo. Questa è la riflessione da fare, perché poi dopo Juan Jesus, Beresischi perché è prestito e dobbiamo vedere che si farà, Gollini che è prestito e dobbiamo vedere che si farà, Simeone verrà riscattato, Raspadori verrà riscattato, Marfella, Dombele non lo sappiamo, sicuramente non lo sappiamo, Zedadka, e poi c'è Demme, Politano, Zielinski, Meret, Rachmani, Lozano, Itasiak, che tutti scadono nel 2024 e vanno sistemate queste situazioni. Quindi la riflessione da fare è questa: Kviciak, Kvaratskhelia, quello è lungo il contratto, è forse il contratto più lungo che abbiamo, che scade nel 2027, ma già pare che vogliano adeguarlo, aumentarlo al 2028, dargli il doppio dei soldi che gli danno adesso, perché gli danno pochissimo. E le sirene ci sono, come ci sono le sirene per Kim. Ecco perché il Corriere Campania, però attenzione, è importante sottolineare, il Corriere Campania dice progetto Kim, nuovo contratto, la clausola diversa per non perderlo con una clausola bassissima. Se invece noi andiamo a vedere, ma per sfizio, ma sempre per sfizio, perché non tutti possono prendere il Corriere, chi sta all'estero e chi sta in un'altra città, questo è il Corriere Nazionale. C'è sempre Mourinho che deve fare gli auguri a Juve senza pace, e si parla, vedi, c'è un piccolo trafiletto su Gollini, l'operazione è ufficiale, ma poi Lukaku, la corsa contro il tempo, e si parla di questa situazione dei vari giocatori nel mirino, e ci sta tutto. Però la riflessione secondo me da fare è su Spalletti. È su Spalletti, perché Spalletti è in scadenza nel 2023, quindi in teoria anche lui potrebbe firmare per un'altra squadra a breve. Però è chiaro che adesso sono tutti concentrati per fare impazzire, come dice Spalletti, fare impazzire questo popolo, fare impazzire i napoletani. Come è concentrato Spalletti, sicuramente è concentrato Juan Jesus, e sicuramente tutti i giocatori che sono coinvolti sono concentratissimi sull'obiettivo e sull'occasione irripetibile. Però quando mi si chiede, perché mi si è chiesto, si può aprire un ciclo perché questa squadra è giovane, e allora se questa squadra fa così bene in Europa e in Italia si potrebbe pensare di aprire un ciclo con questi giocatori, ma il ciclo non lo puoi aprire se non dai continuità all'allenatore, perché ricominci tutto da capo. Arriva un altro allenatore a cui magari non piace Juan Jesus, e allora tu non hai la riserva di Kim e Rachmani. Arriva un altro allenatore che magari vuole un portiere diverso da Meret o da Gollini, e allora ritorna il pensiero vicario che un po' tutti abbiamo, perché è quello là che è più di talento, e che pare che Napoli abbia messo anche gli occhi su Vicario. E quindi ecco perché mi direte voi nei commenti: ma quello De Laurentiis c'ha l'opzione unilaterale per Spalletti. Sì, e lo abbiamo visto anche in passato, sfruttare le opzioni unilaterali e costringere, a volte con cortesia, poi si chiedeva proprio Lavezzi, Benitez, devi rimanere un altro anno, mi serve, eccetera eccetera, a volte con le buone o con le cattive, con Mazzarri, con Sarri, ma abbiamo visto che poi costringere dei personaggi, e poi De Laurentiis l'ha detto più volte, chi non vuole rimanere qui, è un onore stare a Napoli, dovete pagare voi a me, tra virgolette. Quindi chi non vuole rimanere io non lo trattengo. Quindi avrebbe senso, secondo voi, trattenere uno Spalletti che invece vuole cambiare aria? Dite voi, ma perché Spalletti dovrebbe voler cambiare aria? E perché abbiamo visto un po' di insofferenza in pace e in guerra con l'ambiente, a volte anche con la società, perché lui ha detto, il presidente, voi giornalisti siete più di Roma e più di Inter. Allora Spalletti, che ha sempre detto i contratti si fanno anno dopo anno, potrebbe anche decidere di vincere e cercare un'altra, perché poi avrebbe offerte, uno che vince in Italia col Napoli avrebbe offerte dappertutto. E quindi questa secondo me è la riflessione che deve fare il Napoli e che sta già facendo il Napoli. Ecco perché non si rinnova Juan Jesus, ecco perché questa situazione dei portieri è strana, perché Gollini non è una chioccia di Meret, è una riserva, ma è un portiere che ha 27 anni e quindi è nel pieno. O lo recuperi
ci scommetti perché era un talento quando giocava con l'Atalanta, ma poi si perde a Tottenham e alla Fiorentina, o lo recuperi e ci punti, oppure potrebbe essere poi una pedina di scambio, perché è strano vedere ti riporti Contini perché poi il secondo portiere di solito o è un portiere più esperto o è un portiere più giovane. E il Napoli che ogni tanto e Spalletti anche, che preferiva avere i due portieri importanti, e te li sei anche ritrovati, perché sia Meret che Ospina sono stati protagonisti nelle annate in cui erano insieme. Quindi questa è la riflessione da fare, secondo me, quando mi si dice si apre un ciclo. Non lo so, è difficile da considerare, perché tutto secondo me dipende dalla posizione di Spalletti. Non credo che ADL possa e debba costringere un allenatore in una condizione delicata di stare quando non vuole stare, che non mi sembrerebbe il caso, e quindi è tutto in divenire. Il ciclo secondo me è complicato da dire, anche perché poi ci saranno offerte indubbiamente per Osimhen, ci saranno offerte perché lui è uno di quelli che è stato più a lungo. Ci potrebbero essere offerte, vi dico io, per Osimhen, per Elmas, non dico per Kim subito perché sono così, ma potrebbero arrivare offerte per Rachmani, potrebbero arrivare offerte per Lobotka. Sono tutti giocatori che si stanno facendo vedere, stanno vincendo un campionato che comunque visto in generale. Poi io ho visto anche una cosa dove finalmente il Napoli non è primo. La volete sapere qual è? Perché è sfiziosa. Con il big screen, Juve senza pace non ci interessa. Ci sono dei numeri importanti. Il Napoli tira e segna di più, e lo sappiamo così. Maggior possesso percentuale, ovviamente il Lecce è quella che ha meno possesso palla, il Napoli è primo e non c'è dubbio. I punti dopo vantaggio, Napoli è primo, i punti dopo svantaggio, andiamo poco in svantaggio e quindi siamo terzi. Le squadre che fanno più tiri, e lo sappiamo, dove non primeggiamo e quanti chilometri corriamo. Non siamo i primi a correre chilometri. Vedi, l'ultimo è il Sassuolo. Allora tu vai a vedere, il primo è il Napoli, no, il primo è la Lazio corre di più degli altri. Poi c'è il Monza, secondo me adesso c'è il Napoli, no, c'è l'Empoli, e poi c'è l'Atalanta, e poi c'è l'Inter, lo Spezia corre più di noi, la Cremonese, il Torino, la Juventus, la Roma, la Salernitana corre più di noi, il Bologna, la Fiorentina, il Milan. Dove sta il Napoli? Eccolo qua. Vuol dire che il Napoli fa correre di più la palla. Non c'è bisogno di correre come i dannati dietro agli avversari, prima di tutto, perché abbiamo noi di più la palla, facciamo viaggiare il pallone, siamo un pochino più diretti e verticali, e quindi non c'è bisogno. L'Udinese, il Lecce, l'Hellas Verona, la Sampdoria, questi perché proprio non ce la fanno. Però invece il Napoli, bene, quelli più sfortunati per una volta non siamo noi. 10 pali li attraversa, li pigliamo lo stesso, ma la Roma c'ha il primato, più rigori all'Atalanta, e come stranieri siamo al 7° posto. I più cattivi non c'è proprio dubbio che non ci siamo proprio, e anche a parate non le facciamo perché non facciamo tirare. I marcatori diversi, l'Atalanta ci supera in classifica. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche fatemi sapere che ne pensate, perché è chiaro che adesso non vi interessa, si siete tutti concentrati sulla Roma e dobbiamo vedere partita dopo partita questo campionato. Però per rispondere alla domanda, è una riflessione che si fa, no? Sì, arriva Gollini, se ne va Sirigu, è un'operazione strana, è un'operazione in vista della cessione di Meret e Gollini diventa titolare, oppure ci sarà un valzer di portieri ancora e Gollini è il presente? Questa è la domanda. Gollini è il presente del Napoli, è il futuro, oppure non è niente, è solo un giocatore di passaggio, perché Spalletti vuole sempre 2 portieri pronti, magari lui riteneva Sirigu non pronto, o riteneva un po' troppo acciaccato, va bene come Chioccia, però in porta non mi fido, e magari si fida di più di un portiere un pochino più fisicamente prestante come può essere Gollini, anche se è tutto da recuperare. Gollini farà le sue esperienze a Napoli da trapper senza dubbio, e troverà terreno fertile, perché a Napoli piace molto questo tipo di musica. Però per quanto riguarda il campo non lo so se questo è il presente o il futuro, è tutto da riflettere. E per quanto riguarda il ciclo, secondo me dipenderà molto da Spalletti. Se Spalletti verrà confermato, allora si può aprire un ciclo, si possono confermare i suoi giocatori di fiducia, vedasi Juan Jesus, altrimenti mi spiego perché Juan Jesus non è stato
basta perché si parla del rinnovo di Lobo, si è parlato del rinnovo di tutti, di Kim specialmente, perché di Kim ti fidi, sai che Kim può performare con tutti gli allenatori. Juan Jesus forse performa solo con Spalletti e accetta con Spalletti la figura di leader più silenzioso in panchina. Non lo so, sono riflessioni, cibo per menti, le riflessioni così. Da New York, Valerio Fuito è tutto, se escono altre cose pregnanti durante la giornata ne riparliamo, voi tenete sempre d'occhio gli short perché non si può mai sapere. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.